Vorrei chiamare insieme a loro anche Carmen Platerotti e lo stilista Alvero Martini, che sono i nostri sponsor. Quanto mi piace il pezzo di Angoni. Credo che sappiate di essere qui anche perché c'è una piccola cerimonia che prevede una premiazione. Il premio che riceverete è il Cariddi, che come voi sapete è un premio illustre e prestigioso che nella tradizione taormina è stato... Mi parli come se fossi un deficiente, come tu sai la cosa. No, vabbè, no, mi parla così come Tarzan. Volevo essere sicuro. No, no, Sei rispettoso. no, mi parla Mi piaceva che tu questa apprezzo. Si tratta di un premio molto importante che è stato dato a personalità come Alberto Sordi, come Monica Vitti, l'altro anno a Carlo Verdone. E non si capisce perché In realtà non si capisce. Gli hanno avanzato due Cariddi. Però ammazzati dei Cariddi, dice è stato tutto così il pomeriggio. no, è tutto così, no, molto peggio. Vabbè. Va bene, allora dunque il signore dice che la signora dice Questo sarebbero i premiatori, diciamo. Mi sento un po' così. con lo stilista accanto di te. Io ho fatto Milano Taormina cost to cost per dare il premio. Però non hai avuto problemi. No, devo dire che sono arrivato non Sei arrivato veramente. Sei arrivato in tono. Bene, forse è il caso di far entrare il premio, il premi. No, però due cose, Mario, che Giovanni vuole fare un po' lo spiritoso, ma io subisco l'emozione di questo teatro meraviglioso. Non è la prima volta che sono qui e ogni volta però ecco, non ci si abitua a questa bellezza e allora veramente vorrei ringraziare per aver preso il privilegio di essere qui in questa meravigliosa cornice. Se riesco a dire una cosa seriamente, volevo davvero ringraziarvi perché penso che l'incontro di oggi, di fronte a tutte quelle persone, abbia lasciato in mano loro non solo un grande divertimento, ma anche delle idee sulla commedia, su cosa significa scrivere dei film, su cosa significa far ridere le persone, su cosa significa dedicarsi a questo lavoro. Quindi credo che a nome di tutto il festival sia giusto ringraziarvi per essere qui innanzitutto. Ci farebbe piacere, Mario, a questo proposito, se potessimo avere un video di quello che abbiamo detto, una registrazione, perché io non mi ricordo nulla. E no, sarebbe bello anche mettere a frutto noi stessi quello che abbiamo detto. Da te. No, io invece Allora, consegniamo questo premio. Allora, questo è per Rocco Papaleo. volevo soltanto fare una piccola dedica perché ho trasgredito clamorosamente una promessa che avevo fatto a mia madre, che in punto di morte mi disse: Giovanni, io ti conosco, lo so come sei, te poi quando non ci sono più io, quando ti danno il premio, quando ti devi andare vestito bene, non ci vai vestito bene. E io ho detto: mamma, ti prometto che io andrò sempre vestito bene a ricevere i premi. C'era una piccola clausoletta, o vado con Rocco, questo è peggio di me. Però lo scuro è accanto allo stilista, però non si può fare accanto allo stilista. È stata dura. Anche te vestito così me l'ho mai visto. Neanch'io, ma infatti ci ho sentito Veramente Mario c'è stupito. Non ti riconosco. Un'ultima cosa, un grande augurio a Marco Risi per il film Ciao Ciao Ciao, lui Argentino. Grande Marco! Abbiamo appena lavorato e veramente in grande sintonia, abbiamo una grande fortuna. Allora, adesso mi date i microfoni perché Spero che stiamo insieme.